carico del presidente a croce, in quanto, si legge, ha perso ogni rapporto fiduciario con l'intero CDA e con tutta la struttura aziendale. In vista delle primarie di dicembre, il PDL Veneto scalda i motori. A Padova, nella sede del coordinamento regionale del partito, sono state illustrate oggi le linee guida per questo appuntamento politico che rappresenta un'assoluta novità per il centrodestra. Il PDL Veneto inizia la marcia di avvicinamento alle politiche presentando le primarie regionali di partito e coalizione. Necessarie, secondo il capogruppo del PDL in Consiglio regionale Dario Bond, perché, ha detto, come evidenzia il risultato delle regionali in Sicilia, i cittadini sono schifati dalla politica e vogliono rinnovamento. Il Veneto deciderà i nomi dei propri candidati con una selezione che partirà dalla base, ha sottolineato il vicepresidente del Veneto Marino Zorzato, che ha aggiunto: dobbiamo essere noi a decidere chi sarà la futura classe dirigente del nostro partito e del nostro schieramento, e a Roma dovranno prenderne atto. Parole che sposa appieno il coordinatore regionale del PDL Alberto Giorgetti. La nostra volontà è quella di ottenere un via libera relativamente alla scelta delle candidature che a nostro modo di vedere devono essere scelte dal basso, dai cittadini, dai sindaci, da tutti coloro che dimostrano di avere un radicamento forte territoriale, e in questo modo recuperare anche una vicinanza che dal punto di vista dell'opinione pubblica sembra essere stata smarrita. Le primarie diventano dunque passaggio obbligato per arrivare alle elezioni politiche di primavera. Elezioni che, alla luce delle recenti dichiarazioni di Berlusconi, vedono il Cavaliere fare un passo avanti e tornare in prima fila. Più che un passo in avanti, io credo che quello di Berlusconi sia stato un passaggio in cui ribadisce le priorità su alcuni temi che lui stesso non è riuscito ad affrontare, se non in misura ridotta. Quindi è necessario lavorare su alcune riforme importanti, quelle della giustizia, quella del fisco, dare più risorse alle famiglie e alle imprese, tutti temi molto difficili. A lui viene imputato molto spesso la mancanza di risultati. Noi crediamo di aver tenuto il Paese in ordine fino a un anno fa, adesso dovremmo cercare di tirare fuori nuove energie per metterli nelle condizioni di ripartire. Noi credo che dopo la legge di stabilità si scioglieranno le Camere e verrà a mancare la maggioranza, questa è la mia sensazione. Io stesso sto lavorando sulla legge di stabilità per chiudere questa partita, speriamo nel migliore dei modi, e poi dare il voto, dare la possibilità agli elettori di esprimersi e riportare un governo comunque politico. Questo è il nostro impegno. Andiamo in via Tirso adesso, dove questa mattina c'è stata la